Variante Delta, contagi, vaccinazioni. La settimana scorsa è stato un rincorrersi di notizie su un possibile passaggio di alcune regioni, tra cui il Veneto, in fascia gialla, a causa di un aumento delle persone risultate positive al Covid o a una sua variante. Notizie che lo stesso presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha più volte smentito, mentre il Ministero della Sanità è intervenuto dando come data per un eventuale passaggio di fascia quella del 26 luglio. Metro di valutazione saranno i ricoveri nelle strutture sanitarie. In tutto questo il Vicentino ha macinato tamponi e vaccinazioni, così comuni come Monticello con Teotto, poco più di 9.000 abitanti, vede vaccinato un cittadino su due, metà della popolazione ha già fatto anche la seconda dose. I più virtuosi nel territorio dell'Uslotto Berica vedono confermarsi Monteviale, Montegaldella e Nogarole, con 2 residenti su 3 che hanno ricevuto o prenotato una dose di vaccino. Tra i comuni più grossi spiccano Arzignano e Noventa Vicentina, dove a metà settimana risulta aver ricevuto almeno una dose il 70% della popolazione. Seguono a stretta ruota centri come Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Caldogno e Torri di Quartesolo con il 69%. A completare il ciclo di vaccinazioni quasi la metà dei cittadini di Vicenza e Longare. Sul fronte tamponi, dove peraltro è partita una nuova campagna nei mercati cittadini e davanti ai supermercati, conta a metà settimana il rilevamento di 72 casi positivi, di cui 31 a Vicenza.